Il Mose visto da vicino, siamo andati a visitare i cantieri della grande opera che proteggerà Venezia dall'acqua alta. L'inviata è Flavia Lorenzoni. Entriamo per la prima volta in uno dei cantieri del Mose, sigla che sta per Modulo Sperimentale Elettromeccanico, ma che dal 2003, data di inizio effettiva dei lavori, è diventato il nome del grosso progetto in grado di difendere Venezia e la laguna dall'acqua alta. Questo potrebbe definirsi un progetto chilometro zero, nel senso che qui c'è tutto Made in Italy certificato, la volontà di dire che abbiamo maestranze italiane, progettazione italiana, aziende italiane, la dimostrazione che siamo riusciti a fare tutto in casa e il mondo intero ci invidia questo progetto. Qui si stanno costruendo sul terrapieno provvisorio i cosiddetti cassoni, gli alloggiamenti e le spalle delle 78 paratoie che consentiranno di chiudere la laguna per proteggerla dalle maree. Verranno messi in galleggiamento il prossimo anno, verrà allagato questo bacino che solo temporaneamente è all'asciutto perché la destinazione finale è un porto e verranno trasportati in galleggiamento e messi in opera nella loro posizione finale all'interno della trincea di fondazione. 4 le schiere di paratoie, una a Malamocco che stiamo sorvolando, una a Chioggia e 2 al Lido. Le paratoie si muovono con l'aria compressa, è un sommergibile che tende a uscire dall'acqua ma che ruota intorno alle cerniere. 30.000 le persone impiegate dall'inizio dei cantieri, 3.000 quelle che ogni giorno lavorano qui. Data di fine lavori prevista 2014.